nuova versione di cambio automatico. Ci sono clienti che ti danno soddisfazioni, cioè quei clienti che sanno apprezzare, e questa è la mia felicità, cioè ciò che mi fa amare il mio lavoro. Allora adesso quando uscirà questo video sicuramente il sito sarà già online, quindi vatti a vedere electrolux.it e ho fatto me. Guarda che elemento, perché andare là? Il senso. Cioè voglio trovare, come Vasco Rossi, un senso a questa cosa. Anche se questa cosa, dice lui, un senso non ce l'ha. Incredibile, non trovo le chiavi, assurdo, perdere le chiavi dentro un camper, un bel mazzone. Grazie che hanno l'AirTag, così adesso provo. Mi spiace non farti vedere come funziona perché il telefono è quello che registra. Non ci credo, le ho fatte anche suonare, le sento, Dio buono. Saranno le immondizie. Cioè veramente assurdo, le sento, puoi farle suonare ma ogni volta devi cliccare tu, suonano, che suonano all'infinito. Credo che siano qua. È assurda questa cosa, è assurda, è assurdissima questa cosa. Fanculo, trovate qua nel coso del cane, non ho parole, non ho parole. Siete, ieri ero proprio stanco. Oh, guarda, come fai a non apprezzare l'autunno e l'inverno? Cioè, come fai a prediligere l'estate al confronto di questa meraviglia, di questa pace e di questa fiera del benessere? Io credo che l'estate, adesso non vorrei essere un po' troppo esagerato, un po' troppo ottuso di parte, però non lo so, da anni ho questo presentimento che l'estate la desiderano. Questa mia ora sarà una supposizione, credo per nulla ponderata, un po' nata così per dare aria alla bocca, no? Così si dà un po' di aria, come a casa da piaria, ogni tanto anche alla bocca, è una sorta di forma di sfogo, di inizio di introspezione, comunque insomma singa notaia, non lo so, mi credo, vita farmieti, che l'estate la desiderano solo le troiette per mostrare le tette e le gambe, e chi non ha voglia di fare un cazzo perché ci sono le ferie, perché scusa un attimo, d'estate c'è sta affa che non respiri, grondi di sudore, sempre i vestiti impettati, non si respira, Dio caro, zanzare a destra e a sinistra, insetti di tutti i tipi, delinquenti, ladri, zingani, che è il male di tutto, e come cazzo si fa a desiderare l'estate? Ed è inverno, dopo sta casa anche a tutti i spazzoni, con tutte le loro immondizie, le loro schifezze, i setti in casa. Bon, cosa significa dare aria alla bocca, no? Sì, diciamo letteralmente, così popolarmente, significa un po' da parlare per i cazzi. Però questo parlare per il cazzo significa anche esporre delle illazioni, ossia delle presupposizioni, dei primi pensieri, senza avere la cura prima di comunicarli, di averli ben stesi, studiati, analizzati, confrontati, eccetera. Quindi insomma non sempre si ha il tempo e la forza di essere intellettuali. Bene bambini, quindi oggi avete imparato cosa significa parlare per il cazzo. Ti avevo promesso un video sulle AirTag perché io le reputo una cosa molto utile, non dico rivoluzionaria, però insomma è stata un'invenzione veramente geniale. So che il video non te lo farò mai e pertanto allora te le riassumo qui. Allora, delle AirTag sono dei piccoli confettini della Apple con dentro una batteria a tampone che dura un anno circa, e questi dispositivi tramite il Bluetooth di tutti i dispositivi Apple, ma tutti intendo anche quelli degli sconosciuti, quindi gli iPhone, che ce ne sono un disastro, almeno in America si dice che il 60% della popolazione ha un iPhone, poi in Italia non lo so, neanche qui in Italia sinceramente, e gli iPad eccetera eccetera, qualsiasi cosa insomma dell'Apple che abbia il Bluetooth, anonimamente traccia chi sei tu e dove sei, la posizione, e la manda al server di Apple. Quando tu ricerchi i tuoi dispositivi vedi l'ultima posizione, ossia l'ultima persona che ti è passata a fianco. È una posizione anche abbastanza precisa, perché se il Bluetooth tira, non so, 10 metri,
Bluetooth calcola anche la distanza tra i due ripetitori, quindi se la persona e il tuo AirTag erano a 1,4 metri ti segna, cioè ti corregge la posizione, ti dà quella proprio precisa, hai capito? Sono tanto una figata. In più, non hai visto, però te l'ho raccontato, una volta che sei nell'area puoi avviare l'app che ti dice di andare a destra e a sinistra e ti dice la distanza man mano che ti muovi tra te e l'AirTag, e puoi farlo suonare. Diciamo, a me è tornato utile il suono, Poretta giustamente non è che sia alto, però in certi casi lo senti, insomma, ecco, ti torna utile, lo trovi. Secondo me è indispensabile sta roba per le chiavi, anche perché le chiavi quando vai in giro le metti dentro lo zaino, il marsupio, quindi hai capito, se trovano lo zaino, il marsupio, c'è dentro l'AirTag, quindi bene o male potrebbe essere un aiuto per recuperare tutto, perlomeno le chiavi. E se no si può mettere anche sotto biciclette, moto e cose del genere. Certo che se mi fosse venuto in mente prima di usare l'AirTag non avrei perso mezza giornata di lavoro sulle 9:37 e poi devo andare qua a Alessia a prenderle la lavatrice. Volevo regalargliela io tutta quanta, ma siccome il Natale diciamo un po' si avvicina, non era bello un regalo così in anticipo, così gliene regalo metà e dopo a Natale c'è il regalo di Natale. Di serie cos che ti interessa a ste robe, ma non so se si dice sempre che questo canale è un po' anche una sorta di telefilm, di vlog a volte, non è solo puntine. Forse era anche per giustificarmi che dopo te pensavi che mettevo la lavatrice in camper. No, l'ho pensata tante volte, ma per scherzare ovviamente, mai sul serio, sempre per scherzare. Ho pensato tante volte di metterla dove c'è il letto a castello. A felicità un panino, ma più che altro il bicchiere di vino, perché prova Lori a sminuirla. La felicità è un bicchiere di vino con un panino, che avevano fatto anche giusto, perché che volta all'Albanica Legge recitava che la felicità è un bicchiere di vino, poi con il panino, ma con il panino è una cosa in più, un po' come dire il gelato con la panna, ok? Ma stiamo parlando del gelato, non della panna, hai capito? Vediamo, Ugan! È anche assurda. Guarda che tipo, Amy! Che sempia. Ciao Cambauco. E le sere a casa di Alessia si vede anche il mare. No, non si vede, cioè è a 100 metri dal mare, ma non si vede. No, sono rimasto malissimo, Tosati, quella salsina alla Moio che ti ho raccontato quando eravamo a Tenerife, la custodivo per i momenti importanti. Oggi era una giornata carina, ci siamo messi, abbiamo detto dai ci facciamo le patate con le schifezze eccetera. Fa schifo, non riesco a capire. La guardo spesso, sempre col pensiero che un giorno ci dovremmo salutare. Le dico sempre che è proprio un bravo cane. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa